che bello essere qui in mezzo a voi. In E mezzo avere a voi tutta la dove? gente qui che c'è in studio. Essere è con me a incredibile. dire mi fai un complimento una volta, che mi fai un complimento a me, una volta. Esco la mattina, mi giro a destra, ma tu non ci sei. Bella, dai. Mi giro a sinistra, ma tu non ci sei. Guardo avanti, ma tu non ci sei. Un motorino mi fottero. Non è dedicato a me, sei uno scemo. Sei un cretino, pensavo Vabbè. fosse una dedica. Allora, salutiamo il pubblico, prima dai. devo salutare loro perché le mie camere senza il mio saluto. Prima il pubblico? Prima il Certo. pubblico, Ciao, va bene. camera mia. Ciao, camera mia. Ciao a te. Ciao a te. A stanza di letto. E che dire, Allora, l'artrosi vabbè. cervicale, Ragazzi. salutiamola. E poi... La camerina, Scusate. prego. Amica! Così e E poi, ultimo ma non e ultimo, poi lo zio Gianni, che è sempre lì imperterrito Bello, a seguire a bello. custodia di questa cucina. Ma non vuole assaggiare qualche volta lo zio Ogni Gianni? tanto me l'ha detto, però Oh. io lo faccio trovare. Vabbè, Dice, allora. Totino, ma che stai facendo? Senti, ricetta di oggi. Ma che stai facendo? Che stai facendo? Tino, ma che stai facendo? Che sto facendo? Stai friggendo le melenzane? No, impressione tua. Stai friggendo le melenzane? Oh yes. E che facciamo con le Intanto melenzane parto a fritte? friggere le melenzane. Eh. Poi ti faccio vedere un'altra cosa. Guarda, poi metto questo Sì, qua. Tu mi dai dell'olio. certo. Prego. Sì. Così. Andiamo a triturare questa cipolla velocemente. Dai, tritura velocemente. Facciamo così. Facciamo 1, 2, 3. Quello che ci serve, non di più. Un pochino, Così, e così. facciamo proprio un trito molto fine, molto... Così basta. Andiamo Ecco. a smacinare fortemente, così. Ti ricordi quando un giorno ti dissi si fa... Sì. Ok? Si fa cosa? Così. Si tiene la punta del coltello. Si tiene la così, punta del coltello. e poi così. A questo punto prendiamo questa... Ah. Senti, ma tu hai detto stai friggendo le melenzane, ma non ho capito che stai cucinando. non te lo voglio dire. No, però. dimmelo, dai, la pasta alla norma. Quasi, ci sei. Ci sei quasi. C'è la sai? ricotta salata, ci sono le melenzane, manca la pasta però. La pasta non c'è. Quindi non è alla pasta alla norma, ragazzi. No. E che cos'è? Non lo so perché, voglio fare qualcosa di diverso. E dimmelo, che stai facendo? Te lo dico subito. Questo qualcosa di diverso, sai cos'è? Che cos'è? Eh? Che cos'è? Di solito la colazione come si fa? Si può fare con una crostatina alla marmellata. Perché no? Sì, si può fare anche la colazione così un po' anglosassone, quindi Brava. salata. E allora perché non fai diventare la crostata alla norma? Allora no, quindi E la crostata salsiccia e patate? Dai, ma la crostata parte da una base di pasta frolla che è comunque dolce, no? Esatto, ma noi la facciamo meno dolce e facciamo un contorno di dolce salato. Crostatine alla norma e crostatine, salsicce e patate. Quindi è lo stesso impasto? Vediamo, sì. Intanto questo lo mandiamo in cottura e lo lasciamo cucinare. Lo copriamo. Senti, ma gli impasti ci sono sempre a fine puntata, giusto? Certo, vabbè, ma la frolla l'abbiamo fatta vedere 1000 volte Vabbè, come però si fa. meno zucchero. Sì, meno zucchero. Ci saranno gli ingredienti a fine puntata. Questo lo rimettiamo qua e lo spostiamo, capito? E prendiamo i nostri pirottini per fare queste crostatine. Dai, che va bene? meraviglia, va bene. Prendiamo il burro, mi dai un Faccio io, pernazzo, faccio io, un faccio io, pernazzo? faccio io, faccio io, Aspetta, faccio io, aspetta, dai, bene fammi fare a me. imburrate, bene imburrate. Mentre tu fai. Quindi questo lavoretto è troppo carino da fare. Col burro andiamo praticamente a fare la cosa, come si chiama? La base per altezza. Il prodotto è diviso due. A me gli Che occhi. c'è? A me gli occhi che? A me gli occhi che? Pioverà? Non pioverà, secondo me pioverà, perché lei sta lavorando, non ha mai lavorato. Beh dai, ma è divertente questa cosa, guarda. Sbatti bene. Questa è Nel pronta. frattempo fai l'altra, nel frattempo io prendo un ragno, un piatto. Guarda, Bravo, ormai sei veramente... Allora, devo dire una cosa, dalle prime puntate a ora sono migliorata? veramente non è cambiato niente. Che scemo. Viene di ridere. Perfetta. Possiamo Perfette. togliere il tutto. Nel Ecco. frattempo
le melenzane stanno coquendo, Sì. così, e andiamo, guarda qua, la salsa Allora, già quella si è è una salsa di ristretta. pomodoro, hai fatto, giusto? Giusto, sì, 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 Bene. semplice, semplice. Semplice, Buona, semplice. buona. E ora andiamo a fare. Prima operazione. Quindi, ricetta di oggi, ragazzi, attenzione, crostatine salate. Ma le Mi dai possono uno mangiare anche a spelacchino? colazione? Sì, perché no? Anche a pranzo? Anche a pranzo. Anche a cena? Anche aperitivo. Anche a merenda? Anche a merenda. Vabbè, a te. Grazie. Ma aspettavo che tu dicessi anche a pranzo, anche a cena, anche a merenda, anche io per quando vedete. Anche io, vabbè, quello è Sì, scontato, sì. ragazzi, anche io. Sì. Allora, Va bene. nel frattempo ci guardiamo le melenzane che non si devono abbruciare. Lui continua la sua Quasi pronte, no? Dorate Sì, devono ecco, essere. vedi, andiamo a maneggiare queste belle crostatine così, allarghiamo più o meno nello spazio di un pirottino, Sì. allarghiamo in this way that, poi troverete la ricetta della pasta frolla, è Certo, chiaro, no? abbiamo detto. Quello è fuori di dubbio, andiamo a pressare così, la adagiamo bene, Bella. la chiudiamo, non lasciamo fuori, mi dai una forchetta, Che devi fare con la forchetta? dammela, te lo faccio vedere, facciamo questa operazione in modo che la pasta non gonfia. Lo posso fare io il taglio col coltello? Sì, vai. E io nel frattempo esco le melenzane. Così è giusto? Melanzane. È giusto, guarda. Sì, Eh? sì, bravo. Sì. Sì. Ce l'hai fatta, Daisy? Sì. Guarda che carina. Guarda che bellina. Ma che meraviglia! E questo lo conserviamo perché ci servirà per after, che sarebbe per dopo. I bordi, questo l'ho corretto male io. Perfetto. E questa è qua. pronta. Poi Andiamo con l'altra. Andiamo con l'altra e facciamo quest'altro composition. Ok? quest'altro girettino. Girettino. Quindi E ne facciamo fai una. così una specie di focaccina di pasta frolla. Brava. Così tutta tonda, no? Spegniamo questo. Spegniamo questo. Andiamo a fare questa così tonda. La aiutiamo così, la andiamo a mettere. Facciamo prima la base, sentiamo che se ce n'è troppa la alziamo e andiamo a fare i bordi. In this way that. Bene, così. Ok? Sì. Vuoi tagliare sempre tu? Sì, lo voglio Certo. tagliare io. Guarda, voglio fare anche questa cosa con la forchetta. Sì, ai buchi, perfetto. Ecco qua. E adesso questo li mettiamo qui da parte. Sì. Questo lo raccogliamo così. Lo facciamo dopo. E facciamo adesso una che cosa. facciamo? Te lo faccio Allora, patata. Prendiamo una patata. Guardate come si fa a tagliare. Tagli una base così e poi hai la patata. Ah, e ferma. l'appoggi così. Capito? Uno, due. Siccome quello, la base non è più ragionevole, E fai così a dadini, giusto? piccoli dadini, proprio così. Me li finisci? Che io prendo una padella. Dovreste vedere che faccia fa quando le dico di finisci. Non ho detto niente, non è vero. Eh? Eh? Ecco qua. Ti Facciamo bastano questa questi? bella lavorata e finiamoli, dai. Faccio tutta? Sì, dai. Questa bella dadolata andiamo a mettere in padella, aggiungiamo dell'oil, olive oil, Ecco, così, non ecco. molto. Un profumo
di cipolla. Così. Ed ecco. Adesso si sono... come li faccio? Si sono girati Cos'è che si sono girati? le patate. E vabbè, fai così. Vai. E voilà. E voilà. Poi, E quindi mi prendi facciamo un nodo di salsiccia. le patatinine fritte. Mi prendi, me lo, come dici Lo tu? priviamo del suo budello, ragazzi. Perché lo sbudelliamo. Mamma mia, ragazzi. È orribile, vero? Sì. Ecco qua. E mentre noi mettiamo questo, Eccolo. così, 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 così. Sai che ti dico? Andiamo in pubblicità. Consigli per i consigli. Consigli per i consigli. Lo diciamo qua. Consigli per i consigli. E modestamente vi consigliamo bene, No, quello sì, è vero. vero? Vero. Eccoci qua. Pronti, Vedi, pronti. vedi? Queste Che sono cosa le crostatine vedo? che abbiamo preparato. Bellissime. L'impasto poi lo troverete nella pastita alla banda eccetrata. Giusto? Cosa? Quello che hai detto. E dillo tu. L'impasto poi lo troverete a fine puntata Bravo. nella slide. Oppure Sicilia Play. Ah, oppure stavo dicendo che pelletta. Esatto, oppure Ok. che te l'anche un Va bene, allora cosa facciamo? Puntata particolare Il oggi, composto posso è pronto, dirlo? lo Il composto è togliamo pronto. dalla padella perché dobbiamo tendere a farlo raffreddare un pochino. Bene. Così. Esatto. E lo mettiamo qua. Poi prendiamo un'altra bowl per preparare il condimento della Delle norma. crostatine, la norma. Facciamo. Iniziamo con la norma. Quello del salsiccia e patate l'abbiamo fatto. Salsicce e patate, Mettiamo veramente queste ragazzi, melanzane un profumo non indifferente. Qui così tieni. Un appeal non indifferente. Sì. L'ha pigliato. Mm. Allora, quindi le melenzane fritte le abbiamo salate. E adesso che Dopodiché, facciamo? Aggiungiamo Mi dai un mestolo? Se c'è un mestolino. la salsa di pomodoro. Yeah. A te? Ecco qua. La salsa di pomodoro ce l'abbiamo. Meraviglia. Del parmigiano. Unire. Così. E andiamo a mescolare. Mescoliamo. Cercando di proprio rompere le melanzane. Ah, quindi lo fai diciamo più cremoso. Una l'impasto. marmellata. Dobbiamo fare una marmellata. Bella, bella. Vedi? Mi sta venendo fame, te lo sento, dico. Lo sento. Non è che qua. Questo è fatto. E questo è fatto. E andiamo. Un cucchiaio me lo Un dai? cucchiaio, certo. Mi dai un cucchiaio. Andiamo a riempire. Andiamo a farcire le nostre crostatine. Crostatina. Così. Così. E così. Poi Poi prendiamo l'impasto. e fai la decorazione della crostata, tipo Facciamo le la striscioline decorazione. quelle là Brava. delle crostate. Brava. Questo lo allunghiamo un poco così. Un poco così. Tagliamo. Guarda. Con questo ci aiutiamo. Mattarelliamo, lo facciamo così, quindi piatto. Così. Scusa. Vai, 1 e 2. piatto. Una. Così. Tagliamo qua. Tagliamo qua. Guarda, veramente un artista. Una la metti così, E 2 le mettiamo al Così. contrario. bene. E questa è la crostatina Alla norma, alla norma. Stesso lavoro per quella là. andremo a fare per l'altra.
Bravo. Prima la devi arrotolare. Prima la devo arrotolare, quindi prima lo... Uso anche questo. Guarda, ma non ci basta per fare l'altra crostata. E la questo. facciamo, cioè qui. Allora, abbiamo detto, facciamo un salsicciotto. Così. Lo schiaccio. No, dai, perché sei lignata? Non ti pare piatto? Ma picci. Così, così. Lo rivediamo E lo metti là. Bene. così. E questa è una. Passiamo all'altra. Prendiamo il condimento, mi dà un cucchiaio. Patate e salsiccia. Che abbiamo fatto come? Abbiamo messo le patate a soffriggere con un Abbiamo po' di unito la olio, salsiccia. le abbiamo fatte piccoline piccoline, poi abbiamo messo la salsiccia privata naturalmente del suo budello, l'abbiamo messa, l'abbiamo smacinata, l'abbiamo fatta cucinare e poi che hai messo? E poi basta. E poi basta. Qua. Dividiamo così. E ora ti faccio vedere che cosa facciamo. Bella. Ecco. Questa la mettiamo qua. E le mantiamo. Perfette, in forno. Quanto stanno in forno? Il tempo della Quasi frolla, 30 giusto? minuti 30 a minuti, così 180 tanto? gradi, sì. Pensavo di meno. Sì. Allora, le crostatine le abbiamo fatte, supponiamo Sì. che le abbiamo fatte in abbondanza. Dai, me le porto a casa. Capito? Guarda cosa si può fare così, questo è un fuori programma. Mi è venuto così. Dice, sai, io voglio fare una pasta particolare ai bambini. La possiamo fare con quella? E Anche con prendiamo questa la questa. possiamo fare. Questo, Eh? uniamo il tutto. Unisci? Guarda così. Mi dai una Marisa? Certo. Mi dai una Marisa? E ti voglio fare sentire. Veramente certi accoppiamenti come tu dici, ma può essere mai Salsiccia, melanzane, patate e un po' patate, norma sì. praticamente. È un po' norma, è un po' tutto. Vedi? Guarda. Andiamo ad aggiungere Ancora un po' di salsa. un po' di salsa, così. Così. E questo può essere anche, Guarda, diciamo, ex guarda. novo un sugo. Esatto, questo sai cosa può diventare? Che mi è rimasto questo. Metti giù un po' di pasta, gli sbatti questo condimento dentro e voilà, Ed al è forno. pronto, ragazzi, al forno. È in forno. Al forno che fai, la pasta? Sì, la pasta al forno. Guarda, assaggialo, dimmi come ti pare e ti dirò chi sei. Prendi tutto. Ho preso la salsiccia con la patata, buona. Buono, Buonissimo, c'è col anche la sugo. melenzana, ottimo. Perfetto. Ottimo. E abbiamo Approvato. fatto vedere come si fa. Con quello che Approvato. ci rimane. Abbiamo fatto un sugo. Molto saporito. Signora Gianna, signora Maria, hai visto? Oggi non, non c'è più Gianna Maria, non c'è più. Chi c'è? Jessica. La signora Jessica, signora Suelen, Signora Swagnan. Signora- Jasmine. Jasmine. Signora Chantal. Signora Svedolal. Vabbè, no, sbedolale non Sì, esiste. capisci che tra qualche generazione a nonna Concetta non ci sarà Ci più? sarà nonna Desiree. Esatto, nonna Desiree, nonna Jasmine, ma il peggio sarà nonno Kevin. Nonno Kevin è, Nonno nonno Kevin. Kevin è particolare. Va bene, facciamo un recap di quello che abbiamo fatto. Allora, senti. Abbiamo fatto una pasta frolla semidolce, di proposito per avere contrasto dolce e Senti, ma salato. dimmi una cosa, quanto zucchero meno, così giusto per regolarci? Ma meno della metà, supponi che ci vanno su mezzo chilo ci metti 50 grammi di zucchero. Non di più, Ok, capito? e poi per il resto tutto uguale, Tutto tutti gli uguale, ingredienti uguali. burro, ma poi lo vedrete in didascalia. Poi abbiamo fritto delle melenzane, abbiamo fatto un condimento alla norma e li abbiamo messi in forno. Dopo che abbiamo messi questi in forno abbiamo preparato, c'è rimasto delle patate e salsiccia, delle melenzane, abbiamo aggiunto il parmigiano, un po' di sugo e abbiamo fatto un condimento Per la una pasta buona al pasta forno, tipo una specie di pasta al forno. Capito? Così, va bene. Va bene. E adesso, sai che facciamo? Che facciamo? Facciamo un repulistes e ci prepariamo all'assaggio di L'assaggio, queste crostatine, crostatine che che abbiamo saranno detto. già pronte. E certo, le Pronte, dobbiamo saranno- assaggiare, saranno pronte, Certo, è io ovvio. invece le avrei crudificate per non fargliela assaggiare. Quante ne hai fatte di crostatine? Ne ho fatte due.
Solo 2? Che vuoi? Dai, ma sei un Assaggia. tirchio veramente che non ce n'è un assaggio così. Cioè, fanne una teglia, le faccio assaggiare a casa. Che c'è? Schifo. Puliamo e siamo da voi. Perfetto, andiamo a prendere. Dai, Vado? vai, pronti? Vado? Ah, che sono belle! Guarda che bellino! Che bellino. Questo qual è? Salsiccia? Quella è salsiccia. Questa è salsiccia. Questa invece è la La norma. norma. Ora prendiamo un piatto, questo. No, sì, no. Questo. Speriamo che riusciamo a... E come lo sformi adesso? adagio, non ti preoccupare, ci aiutiamo. Questa è stata la mia imburrata, ragazzi, non vorrei dire. Esatto. Fondamentale. E allora? Aspetta, non ho finito. Belli questi tortini, belli, Esatto. belli. Guarda, guarda. Ah, qui ci va la ricotta salata? Chiaro. La ricotta a velo. Tipo La ricotta a velo. la versione zucchero a velo. Pronti? Ricotta a velo. Dai, Va bene? assaggio, senti che dici? Andiamo all'assaggio, vediamo. Prima facciamolo vedere. Guarda, regia. Belli, belli ragazzi, bellissimi. Quindi potrebbe essere un antipasto, potrebbe essere Anche una cena, volendo. una cena, potrebbe essere una colazione salata, potrebbe Esatto. essere quello che volete, va bene Meno ragazzi. Ok. Assaggio questo prima? Vedi te. Mamma mia, guarda quanto senti è che friabile friabilità. quella cosa lì. Senti. Quella pasta frolla. Brava, Il profumo brava. della pasta frolla, eh? Certo. Il profumo della pasta frolla. Sì, ho capito, sì. Vabbè, si capiva questo, non c'era bisogno. Ti devo dire Sì, lo so, però... che non me l'aspettavo. Vero? Cioè, si percepisce che la pasta frolla è un po' meno dolce. Certo. E sta bene, sta proprio bene. Bravo. Come ti è venuta Non lo so, così. Vediamo la norma. l'idea? Vediamo la norma. Guarda la friabilità di questa frolla. Ma guarda la friabilità di questa frolla. Ma guarda. Mamma Ma mia. guarda, fagli vedere il taglio della norma. Fagli vedere il registro. Inquadra questo primo piano di norma. Guarda. Guarda che meraviglia. Vabbè, Ah. inquadrato. Guarda. No. Che vuol dire quando una dice... Mm. Voglio dire, fidatevi. ah. Eh, E anche a questo punto non ci resta che dirvi buon tortino a tutti. buono. Arrivederci. Molto buono. Era avanti, tortino, lo dovevi dire. A te. Era questa la battuta? Ormai. Crostatina alla norma per la frolla. 500 g di farina 00, 250 g di burro freddo a cubetti, 50 g di zucchero, 10 g di sale, un pizzico di ammoniaca. Per il ripieno 2 melanzane, una passata di pomodoro, cipolla quanto basta, 50 g di ricotta salata, crostatina, salsiccia e patate. Per il ripieno 3 nodi di salsiccia privata del budello, 3 patate, rosmarino, cipolla, olio evo, sale e pepe quanto basta.